Allora, eccoci qua, seconda parte della nostra trasmissione dedicata ai temi del lavoro, di quei temi di questa settimana che hanno caratterizzato appunto questi ultimi giorni, la festa del 1° maggio, ma soprattutto la questione Alitalia, che è tornata di prepotenza in primo piano, 30 anni di perdite, 8 miliardi di euro che sono stati buttati, e adesso ci ritroviamo a dover tirar fuori altri 600 milioni per rianimare, abbiamo chiamato il cadavere Alitalia, Santini. Da dove arrivano questi soldi? Li tirano fuori i cittadini? Questo è un prestito che il bilancio pubblico che il governo fa, ovviamente con l'intento, che credo sia abbastanza evidente trattandosi di aziende che operano su più mesi di fronte, di tenere in vita l'operatività dell'azienda e quindi garantire chi per esempio ha acquistato i biglietti, chi ha fatto quello che si fa quando si programma per esempio un viaggio, in modo tale che i commissari, l'azienda è stata commissariata come sapete in base alla legge sull'amministrazione straordinaria, in modo tale che in questo arco di tempo, e già tra 15 giorni ci sarà il primo bando per le offerte di acquisto, insomma l'azienda venga collocata, come si dice, sul mercato, cioè trovi un suo acquirente, e auguriamoci che lo trovi, e che possa permettere di fare una ristrutturazione che è necessaria. Insomma, e poi i soldi vengono restituiti? È un prestito, quindi dovranno essere poi restituiti nell'ambito dell'amministrazione straordinaria, questo fa parte. D'altra parte, per come funziona il trasporto aereo, se l'Alitalia tenesse per un giorno gli aerei a terra, immediatamente il suo valore commerciale, il suo valore di mercato, che già non è altissimo, precipiterebbe sostanzialmente a zero, perché il lavoro di una compagnia aerea è quello di far volare la gente, insomma il mercato è il volo della gente, quindi è la garanzia che questo avviene, quindi carburante, aerei, manutenzione, garanzia per i passeggeri. 600 milioni dovrebbero bastare per circa 6 mesi, in modo tale da permettere una trattativa. Il bando sarà pronto tra 15 giorni, il bando per le offerte. No, vogliamo rispondere all'ultima signora di Mestre che aveva fatto appunto la domanda su Alitalia e chiedeva quante aziende si sono ritrovate. Quindi due pesi e due misure. Mi è piaciuto molto un passaggio che ha fatto la signora, poi lo riprendo, però quello che, per quanto il senatore Santini, così come il governo, sa che si deve fronteggiare con un po' di sano realismo, perché sennò non si può parlare di alcuna strategia, detto francamente invito a pensare a una qualunque piccola e media impresa con alle spalle un fallimento e un'evidente ricollocazione sul mercato, 4-5 anni di bilanci pesantemente in perdita, e provare a chiedere 10.000 euro. 10.000 euro. Okay. Io ci passo tutti i giorni su casi di questo tipo, vi posso garantire che non trovate nessuno nemmeno che vi apra una porta, perché prima di farvi sedere vi hanno già guardato i bilanci e vi hanno già spedito al mittente. Quindi è evidente che stiamo parlando di pesi e misure. La vera domanda che occorre porsi, giusto per uscire fuori dall'orticaria del problema del momento, è: come fa una compagnia a fallire 2 volte in un mercato mostruosamente in crescita? Questo è il grande nodo inspiegabile dell'Italia, e che nessuno mi venga a raccontare la serie di stupidaggini che sentiamo oggi, perché la realtà è quei 7,4 miliardi di euro di costo che sono fuori da quei 600 che adesso sono necessari per capire come venire fuori, e poi cerchiamo di capire come. Spesi tra l'altro per tenere fuori mercato un'azienda che comunque nel frattempo ha lasciato a casa 10.000 lavoratori. Quante aziende avremmo potuto fare crescere? Quanti servizi pubblici avremmo potuto erogare? Quante infrastrutture avremmo potuto finanziare? Invece il vero tema è che una connivenza, e mi perdonino i colleghi in ospite studio, tra politica e sindacato fa sì che negli anni certi temi che sono direttamente collegati a un elettorato tangibile, e allora non vengano affrontati, e tutta la collettività paga, e paga tanto, perché la risposta a questo tema è tanto semplice quanto sconcertante. L'Italia semplicemente non ha saputo fare il suo mestiere, che è quello dell'operatore, quando ci sono altri operatori che lo sanno fare benissimo. Qualcheduno evidentemente ci ha provato,
ma reti incrociati probabilmente ne hanno impedito e minato l'efficacia. Oggi c'è un problema di network, perché semplicemente i voli all'Italia non riesce a riempirli, è un operatore vecchio su un mercato nuovo che dovrebbe rapidamente riconvertirsi a quello che di fatto è, perché è un operatore già low cost, ma evidentemente i lavoratori hanno votato no a questo piano e pertanto oggi c'è un problema che una compagnia è senza una strategia, è senza una collocazione sul mercato e si chiede, peggio che peggio, di nuovo allo Stato di metterci una pezza attraverso la solita Cassa Depositi e Prestiti che come sempre viene chiamata in causa quando ci sono da fare operazioni che sappiamo che il bilancio dello Stato non può affrontare in un'Europa che, viva Dio, in questo caso ci tutela. Attenzione che in questo caso si tutela e quindi volevo sentire l'opinione dei rappresentanti dei sindacati. Del sindacato, dato che siamo stati anche chiamati in causa. All'Italia, quando parliamo di Alitalia, parliamo di qualche migliaio di persone che non sono solo i lavoratori Alitalia, è tutto un indotto che c'è. E dall'altra parte comunque parliamo di una realtà che nella sua storia è stata ed è ancora un patrimonio dello Stato, patrimonio di conoscenza, patrimonio di professionalità, ma anche esigenza del territorio in termini di collegamenti, nel senso che non possiamo pensare che Alitalia comunque non svolga anche questo tipo di ruolo e di compito. Per cui se mi chiude un'azienda di 15 dipendenti e mi chiude Alitalia, sono due gravi contesti, ma non è la stessa cosa. Cioè, io parto da questa premessa qua, parto dalla premessa che oggi, il giorno dopo un referendum che è stato bocciato, vuol dire che è un accordo che non è stato accettato, il sindacato si era speso, però il risultato non è stato il risultato auspicato. Si doveva fare qualcosa prima, il sindacato poteva fare qualcosa prima di arrivare a questa situazione. Il sindacato poteva sicuramente fare qualcosa prima, ma ha fatto esattamente ciò che doveva fare, ha cercato di svolgere la sua opera di intermediazione, ma quando pensiamo alle piccole aziende, lo Stato non ci ha messo niente per le piccole aziende, quando parliamo che ci ha messo 14-15 miliardi di ammortizzatori sociali per gestire tutte quelle crisi, macrocrisi, microcrisi di piccole aziende che non sono state un prestito ponte. Qua parliamo di un prestito ponte con un interesse pari al 10%, 9,45%, quindi dovremmo anche abbinare i due aspetti, ma che è funzionale a traghettare, quindi vuol dire con un rientro, questa società, così come lo è stato per l'Ilva di Taranto, e lì parliamo dell'acciaieria italiana, così come l'è stato per la Parmalat. Cioè, quando noi facciamo di tutta l'erba un fascio, ci dimentichiamo che ci sono realtà che comunque per l'interesse del comune paese possono riversare anche comunque un compito, un ruolo diverso, e realtà che comunque vanno aiutate ugualmente le piccole aziende. Penso che all'Italia oggi lo Stato abbia fatto bene a decidere comunque che debba essere messa sul mercato, magari non spezzettata, perché è il patrimonio di uno Stato e quindi è il patrimonio nostro. Forse l'errore che noi spesso commettiamo è che pensare che tutto ciò che è dello Stato sia di qualcun altro. Dallago è d'accordo con quello che dice No, come potrei non esserlo? È un mio collega, quindi diciamo che siamo abbastanza, i sindacati non siamo abbastanza d'accordo. Non sono sempre... Allora, intanto se avessimo le ricette probabilmente non staremo qua a discutere del problema d'Italia. È evidente che le grandi compagnie aeree hanno subito negli anni notevoli cambiamenti, alcune sono addirittura fallite, altre sono state conglobate e quindi insomma c'è stata una evoluzione, un cambiamento che probabilmente all'Italia non ha seguito. Colpa dei lavoratori e dei piloti e degli assistenti e così via. Perché? La domanda è: perché prendevano qualcosa di più rispetto agli altri? Questo è un elemento di invidia? O alle spalle c'è stata anche un'enorme, notevole difficoltà a pensare ad una trasformazione del vettore, e le responsabilità non possono che essere molto spesso legate ai dirigenti, ai grandi dirigenti che di volta in volta sono stati nominati. Se ha una colpa la politica è quella di aver nominato probabilmente delle persone poco capaci per il loro lavoro, molto capaci invece per i loro interessi, questo sì.
delle responsabilità noi, certo, l'aspetto di essere consociativisti, cioè della serie noi abbiamo sempre la preoccupazione di perdere iscritti, questa è la vera grande preoccupazione, per cui facciamo di tutto per mantenerli anche quando le trasformazioni dovrebbero in qualche modo costringerci a dei cambiamenti e spesso questo non siamo in grado di spiegarlo, quindi manteniamo quei piccoli privilegi che poi diventano l'elemento di contrasto, ma no, non è quello. Abbiamo un altro telespettatore che vuole intervenire proprio su Alitalia, il signor Campagnolo, buonasera. Buonasera. Buonasera, lei da dove chiama? Da Venezia. Prego, signor Campagnolo. Senta una cosa, io ho già sentito questa storia, all'Italia stava fallendo già anni fa, l'amministratore delegato è uscito con una barca di soldi, l'Italia ha versato una barca di soldi, adesso l'Italia versa ancora la barca di soldi, l'amministratore delegato quando pagherà? O i dirigenti che non sono all'altezza? Su un'azienda normale dovrebbero essere così. Io capisco i sindacati che fanno il loro lavoro, però se noi diamo la cassa integrazione a qualsiasi operaio, ci compriamo l'azienda senza che ci costi un soldo. Teniamo presente che dei soldi italiani, soldi di tutti, non dell'amministratore delegato o dei dirigenti che non pagano mai. Chiarissimo, grazie signor Campagnolo. Professor Casen, c'è una realtà del fatto che molto spesso appunto quando succedono queste cose ci sono sempre dei dirigenti alla fine che o escono con... È stata una sequela di dirigenti che hanno distrutto l'Italia. Allora mi ricordo quando viaggiavo anni 70, inizio anni 80, c'era lo sciopero dei piloti. Montavi a Venezia o a Milano e dovevi andare a Napoli o dovevi andare a Roma, finivi a Reggio Calabria. Il pilota andava, atterrava dove voleva. I sindacati li hanno difesi. Naturalmente i sindacati li hanno difesi perché gli amministratori dovevano fare i fatti loro e hanno depredato l'Alitalia. Attenzione, l'Alitalia non è una piccola compagnia, l'Alitalia era una delle compagnie più grandi al mondo e noi ce la siamo mangiata tutta. Io ho calcolato che supera i 40 miliardi di euro, perché se noi non dobbiamo calcolare quanto è in debito l'Alitalia nei vari periodi e nei vari passaggi dell'Alitalia, ma quanti utili si sono mangiati? Tutte le altre compagnie facevano utili, l'Alitalia no. L'Alitalia faceva il rimessaggio, il mantenimento di maggior parte delle compagnie europee, cioè venivano a Fiumicino e c'era un centro di recupero diciamo, degli aerei che periodicamente devono essere collaudati e ci guadagnavano moltissimo. Ma cosa facevano? Rottamavano i pezzi all'Italia appena cambiati, venivano montati dentro agli altri aerei come nuovi, perché erano nuovi, e tutto andava a finire a carico dell'Alitalia. E questo siamo negli anni 60, 70, 80, soprattutto anni 70 e 80. C'è stata questa distruzione dell'Alitalia e l'Alitalia, ripeto, era la terza compagnia in Europa ed era la quinta compagnia al mondo. Ce la siamo mangiata perché era dello Stato e lo Stato ha mangiato l'Alitalia. Ma lo Stato non esiste, sono i funzionari dello Stato. Lo Stato siamo noi non abbiamo mangiato l'Alitalia, abbiamo pagato per essere divorati. Questa è la prima cosa. Poi non parliamo della politica nella fase successiva. Quando Prodi tentò di vendere a varie compagnie, KLM, eccetera, eccetera, e Air France, e arrivò Berlusconi che disse no, salviamo l'Italia perché gli sembrava che l'Italia fosse la bandiera vincente, e difatti per lui fu la bandiera vincente, vinse le elezioni. No.
Ecco quanto ci costò solo questa operazione. Ci davano 3 miliardi e mezzo di euro gratis così e si mangiavano il debito di altri 3 miliardi pur di prendere l'Italia perché era una compagnia che faceva gol a tutti. E noi non avevamo un dirigente che era in grado di gestire l'Italia. Poi abbiamo visto tutti i passaggi vari, fatto fallire la prima società, messo in piedi l'altra, i giovani eroi che si mettono a mangiare la seconda, la terza compagnia, andiamo perfino dagli arabi a chiedere soldi, i quali dicono sì, non c'è nessun problema, comprate petrolio al prezzo che diciamo noi, paghiamo petrolio il doppio. Porca miseria. Quello che consuma un aereo non è poca cosa. Non solo, ma l'hub non lo fate a Roma, lo fate da noi, quindi voliamo fino là e da lì andiamo a tutte le parti del mondo perché noi non abbiamo aerei intercontinentali. Dice, ma il guadagno dove si fa? Negli aerei intercontinentali, nei voli intercontinentali, perché io il Roma-Milano non vado a Fiumicino a prendere un aereo, ci metto un'ora per arrivare quando sono veloce, un'altra ora per arrivare a Milano e 2 ore per andare in centro a Milano. Prendo un treno velocissimo, in 3 ore vado e torno, no? Ecco. E quindi ormai ci sono dei mezzi alternativi sui piccoli tratti che escludono la possibilità di utilizzare il volo, non è più come 30-40 anni fa. Tutto questo è in mano a degli amministratori che si beccano 2-3 milioni di euro all'anno. Non solo, ma se li cacciano prima pagano anche la penale e questo è indiscutibile. Allora io vorrei, ma naturalmente diamo sempre la colpa ai politici che non ce l'hanno, perlomeno in questa fase, perché questa non è all'Italia diciamo dello Stato, e che sono costretti a farlo perché se no distruggiamo una grande compagnia aerea, ma che alla fine cosa ci resterà? Probabilmente il debito. Quello che mi preoccupa di più è che quando un'industria, un'azienda di Stato o privata ha bisogno, si va a pescare nelle pensioni della gente. Quindi quando vado nella banca della posta e tiro fuori i soldi, non sono i soldi che le poste italiane hanno messo via e quindi hanno un loro capitale, sono i soldi che i normali pensionati lasciano lì perché si fidano, perché vanno la posta, diciamo, lo sportello postale è un po' la loro banca e conoscono chi sta allo sportello, perché quando vai in banca ormai aspetti un'ora per essere ricevuto, invece lì sono molto più rapidi. Ma stiamo portando via i soldi, cioè siamo all'indomani della Popolare di Vicenza, siamo all'indomani della Popolare del Veneto, abbiamo le banche che stanno saltando e andiamo a pescare i soldi senza informare, dicendo stiamo salvando chi, cosa. Allora bisognerebbe mettere una legge molto, non solo ai rapinatori che entrano in casa, ma ai rapinatori che ti rubano dalle tasche i soldi e sono immuni a qualsiasi attività della magistratura. Allora noi usiamo miliardi per fare cose come all'Italia, soldi di tutti i cittadini, poi mettiamo a gestita da un competente politico e noi continuiamo a sborsare e poi svendiamo il tutto. Questo è il messaggio della signora Luisa. Manuel Menegato, era da vendere prima all'Italia quando c'era stata l'occasione? La situazione non è una situazione sconosciuta, no? In fin dei conti è una situazione sconosciuta perché fino a 2 anni fa qualcuno diceva se vola l'Italia, viva l'Italia, allacciate le cinture, si riparte, penso che la gente a casa sappia di chi sto parlando. Lo possiamo sentire? Avete l'audio? Abbiamo Matteo Renzi che è proprio nel 2015. Vediamo se la regia riesce a proporcelo, sentiamo un pezzettino, dopo gli do la parola. Sì, ma di allacciare le cinture, perché qui stiamo decollando davvero. Piaccia o non piaccia, ci sono le polemiche fuori tutti i giorni, ci dicono dovete fermarvi, rallentare. Noi stiamo rimettendo il paese a correre come deve correre perché l'Italia ha bisogno di non fermarsi e di recuperare gli anni che ha perso. Lo facciamo senza lamentarci di quelli che prima hanno buttato via delle occasioni. Lo facciamo cercando di costruire oggi l'opportunità per i nostri figli e per il nostro paese. Allo stesso modo voi allacciatevi le cinture. All'Italia decolla.
e decolla per nuove destinazioni, da oggi Seul, benissimo, non basta, sempre di più, certo, ma il decollo di Alitalia è il decollo dell'Italia, il decollo dell'Italia è il decollo di Alitalia. E allora, lasciatemelo dire, se vola l'Italia, viva l'Italia! Ecco, questo era Renzi nel 2015, Menegato. Stupendo, però ha detto che decolla, ma non ha detto come atterra, e sinceramente non ne vediamo delle belle. Ma lui quando diceva queste cose, io oggi sono andato a farmi un giro su Google Flight, cioè non c'è solo Roma-Milano, c'è Roma-Napoli, 4 tratte al giorno Roma-Napoli. Ma chi è che prende, a parte che io da giovane prendo Ryanair, prendo Volotea, non vado a prendere Alitalia sicuramente. Il mercato è cambiato da questo punto di vista. Ma il mercato è cambiato anche dal punto di vista Roma-Milano, Roma-Napoli, scusate, lo si fa in treno in un'ora veramente, non le 3 ore di Roma-Milano. Chi è che quella persona, vorrei andarla a intervistare davanti all'aeroporto, che prende l'aereo e da Roma Fiumicino va a Napoli, poi scende a Napoli, non in zona centrale, Roma-Fiumicino comunque non è Roma, ma si deve prendere un altro treno. Certo, cioè, e queste cose succedevano anche quando lui diceva viva l'Italia, vola l'Italia. Cioè, quindi che credibilità ha un leader di un partito politico che ha governato, che ha detto queste, permettetemi, panzane, perché sono delle panzane. Si continuano a perdere dei soldi, adesso sono stati dati 600 milioni, Alitalia perde 200 milioni all'anno, quindi in 6 mesi probabilmente dovrebbe perdere 100 milioni, quindi fra 6 mesi non avrai soldi da dare indietro, cioè chi garantisce questo prestito? Come si fa, come diceva il collega qui, a dare dei soldi a un'azienda che è in perdita da anni? E adesso abbiamo nominato altri 3 manager a cui gli abbiamo garantito uno stipendio di 3 milioni se fanno successo, se no si prendono solo 1 milione. Ma se io sono un manager e mi vedo garantito 1 milione di euro per non fare nulla, scusatemi, e 3 milioni se porto in porto la baracca, perché è una baracca questo di cui stiamo parlando, che stimolo ho ad arrivare ai 3 milioni? Tanto 1 milione ce l'ho lo stesso, devo gestire altre aziende tipo Ilva, tipo Eni, cioè è tutto così incomprensibile, proprio incomprensibile da un punto di vista del normale cittadino che un attimo prende mano di queste cose e dice ma com'è possibile? Cioè, e poi abbiamo dei politici che appunto fanno anche da, come si poteva vendere all'Italia se uno ti dice a posto, allacciate le cinture, ma belle forti dobbiamo allacciarle. Santini vuole replicare? Adesso mi pare che stiamo facendo così un po' di polemica per la voglia di farla, no? Allora, il contesto di non è stato detto finora, quindi ho detto un qualcosa che non è stato detto finora. Sì, no. Polemica. Quell'affermazione mi pare che l'avete data anche nel suo interesse, si riferiva a una delle poche cose giuste che l'Italia versione Etihad doveva fare, cioè aprire nuove rotte. E si stava parlando di una rotta intercontinentale, cioè Roma-Seul, cioè esattamente quello che è mancato purtroppo in questa, perché come avete detto tutti correttamente, questa è un'analisi che fanno tutti gli osservatori, il mercato è completamente cambiato, c'è un mercato domestico che è sostanzialmente low cost, c'è un mercato intercontinentale su cui chi è stato più avveduto, Lufthansa, Air France, ha investito e su cui purtroppo il management Etihad non ha investito, perché per fare quelle rotte ci vogliono gli aerei bisogna comprarli, per comprarli bisogna investire, non hanno investito. Allora, questo per quanto riguarda il contesto di quella frase, ovviamente se l'Italia avesse voluto davvero decollare doveva fare 1, 10, 100 rotte intercontinentali, cosa che quel giorno se ne inaugurava una. Chiaramente non è bastata perché chiaramente è fallita. Dopodiché invece adesso cosa succede? Io sono d'accordo, lo dico chiaramente, per non mettere più un soldo pubblico, un euro pubblico sull'Alitalia. Quello che si sta facendo adesso, in base a una legge italiana che vale anche per le aziende diciamo private normali, è un'amministrazione straordinaria che si fa quando un'azienda è insolvente, cioè l'azienda dichiara insolvenza. L'azienda non ha ricapitalizzato perché è stato bocciato il piano di ricapitalizzazione, quindi sostanzialmente non era più solvente, quindi quell'azienda non esiste più, quella società, subentra un'amministrazione straordinaria che è un preciso istituto di legge che è valso in Italia per molti altri casi, anche casi dalle nostre parti, insomma anche casi di aziende medie, non solo di grandi aziende. Questa amministrazione straordinaria ha il compito di gestire il patrimonio aziendale, di venderlo
possibilmente con la continuità produttiva, ma anche non necessariamente con la continuità, valorizzando, in molti casi è successo, vendendo per pezzi di asset, vendendo gli stabilimenti, gli impianti eccetera. Quello che faranno questi amministratori straordinari, che sono chiamati a fare questo, lo faranno nei prossimi 6 mesi. Per poterlo fare, no, è un po' come la Parmalat faceva yogurt, se non faceva il latte, se non faceva più yogurt e latte non valeva niente, no? E quindi si è fatta. Qui è uguale, questi cosa fanno? Fanno viaggi, se non possono viaggiare non valgono nulla. Questo serve ai 600 milioni, che è un prestito che tornerà indietro. Dopodiché sarà difficile venderla. E probabilmente si accorgeranno anche i sindacati che i 1000 esuberi del piano precedente saranno purtroppo, temiamo tutti, questo lo sappiamo, molti di più, perché per venderla bisognerà trovare l'intreccio con una compagnia probabilmente diciamo di dimensioni più ampie, Lufthansa piuttosto che Air France eccetera, che inserisce anche l'Italia. L'Italia è un paese di destinazione anche intercontinentale molto ambito, no, pensate a quanto turismo c'è, in quelle rotte intercontinentali in cui che hanno come meta l'Italia e viceversa. Ovviamente sarà nella migliore delle ipotesi. Nella peggiore delle ipotesi, come è capitato peraltro alla compagnia belga, alla compagnia svizzera, ad altre compagnie di bandiera in questi anni, si potrà anche vivere, questo è amaro dirlo, anche senza l'Italia, cioè nel senso che quel mercato verrà soddisfatto dagli attori industriali in grado di farlo, e di Alitalia purtroppo. Allora, questa è la durissima realtà. Io penso che, siccome l'Italia è un paese molto attrattivo sul piano turistico, è un paese che ha molte capacità, si potrà, mi auguro, trovare nel mercato cambiato una soluzione, però soldi pubblici sull'Italia non vanno più messi per tutti i motivi che avete ricordato, e anche perché gli ultimi due, va ricordato, si trattava di imprenditori privati. Gli ultimi due casi, questo va ricordato, sì, però in maniera chiara. Ci sono delle compagnie low cost, no? Che riescono a fare i viaggi a costo più basso. Prima non hanno gli sprechi dell'Alitalia, che c'è tuttora, d'altro canto il Presidente fino all'altro giorno era a Montezemolo, quindi ci abbiamo capito tutto, l'avevano appena cacciato dalla Ferrari, se no non prendeva più un gran premio, e l'hanno messo in Alitalia e abbiamo visto cos'è successo. Allora, ma già il declino era palese. Lei sta in piedi perché gli enti locali, quindi il pubblico, paga alle compagnie perché portino, per esempio su certi aeroporti della Sardegna, portino i turisti. Quindi il biglietto del turista costa meno perché la regione Sardegna paga, e così vale per molte altre regioni. Allora, scusate, paga sempre il cittadino, paga il low cost alle compagnie low cost, paga l'Italia, paga sempre questo. Mi domando io come è possibile una cosa di questo tipo, cioè, non c'è un controllo, non c'è un politico che dice queste cose non si devono fare, mi fate una prima pagina e manda a quel paese le low cost, perché io non posso pagare 15 euro per andare fino a Cagliari piuttosto che andare fino a Reggio Calabria. Non ha senso, perché se io prendo una bicicletta e vado fino a Reggio Calabria ci spendo di più, no? Ma ditemi come fanno a stare in piedi. E guardate che l'Alitalia aveva voli intercontinentali, e io l'ho fatto all'epoca negli anni '80, viaggiavo Italia, Stati Uniti, in tutto il mondo giravo, e aveva compagnie, cioè avevano viaggi intercontinentali, se li sono mangiati tutti, li hanno chiusi, erano quelli che dovevano rendere. E poi in Italia sono aumentate tutte le compagnie a piccolo cabotaggio, diciamo, no? Quante ce n'erano prima? Una montagna. Quando ho chiuso l'Italia hanno chiuso anche quelle, e ci ha messo una pietra sopra e abbiamo pagato noi, ed erano governi che sappiamo da dove venivano, era la vecchia democrazia cristiana che metteva tutti i suoi uomini nei punti e c'era la mangiatoia, così come erano le mangiatoie e le ferrovie dello Stato, come erano mangiatorie le autostrade, come sono state l'autostrada di Reggio Calabria, l'abbiamo finita, se è finita, ma mi domando, l'abbiamo finita adesso.
Allora, ci vorrebbe un maggiore coraggio da parte di alcune opposizioni politiche, e ne abbiamo avute diverse, anche dignitose, insomma, dove dicono queste cose non si fanno e i compromessi non se ne fanno. Ma non perché siamo generosi, perché dai tu, perché se io ammazzo la vacca è inutile che poi pretenda di prendere il latte. L'ho ammazzata, al massimo me la mangio. Questa è l'Italia, ha un costo di 7 milioni e .6 euro al giorno. Non arriva a 60 giorni, dopodiché incomincia a far debiti. Non capisco come può restituire questi soldi. La compagnia così come sta, se trovano uno che gli dà 300 milioni, credo, questi sono i dati ufficiali che vengono fuori, sono felici. Vanno in cerca di un socio da 300 milioni, ma a rottamare l'Italia forse ci guadagni di più, prenderla a pezzetti e venderla, ma non un amministratore pubblico. Perché questi sappiamo di che specie sono. Sono pubblici, sono decisi dal Ministero, ma sono amministratori in base alla legge, è una figura prevista dalla legge. Noi abbiamo troppe leggi poco efficaci. Sì, vabbè, certamente, tantissime cose non vanno, certo. Andiamo un attimo in pubblicità, dopo abbiamo l'ultima parte della trasmissione. Avete pazienza, 2 minuti, ma torniamo subito, dopo ci occuperemo anche parleremo anche un po' anche di lavoro, tra poco.